Siamo con il mister del Thiene, Nicola Rettis. Allora mister, una grande partita innanzitutto, complimenti, siete scesi qui in pista per fare la partita, l'avete fatta, avete messo in difficoltà la formazione novarese. È chiaro che la classifica parlava chiaro, erano due delle quattro squadre ai vertici di questo campionato di Serie A2 e quindi complimenti, ecco una disamina da parte sua di questo incontro. Beh sì, siamo arrivati qua perché volevamo sicuramente vincere e volevamo portare a casa i 3 punti. Abbiamo lottato, siamo stati bravissimi a recuperare il risultato del 3-0 a inizio partita, che non era assolutamente facile, anche perché così è freddo, 3 gol, recuperarli non è mai da sottovalutare. Una squadra potrebbe subirne ancora di più, invece noi abbiamo reagito molto bene, siamo riusciti a portarla addirittura in vantaggio. Commettiamo troppi errori, quello sì, e purtroppo quando creiamo delle occasioni da gol ma poi non riusciamo a sfruttarle, e questo è quello che ci è sempre mancato. Vabbè, però la partita sicuramente dal lato dello spettacolo è stata, penso, apprezzata da tutti. Erano due squadre che sono lì appunto tra le prime due meritatamente, quindi al di là di tutto era una sconfitta che poteva starci, come poteva starci anche la vittoria. Sicuramente Novara ha sfruttato molto di più le occasioni e ne va del risultato a favore suo. Anche perché, se mi permette, probabilmente queste partite così equilibrate sono anche magari un po' qualche episodio che poi alla fine la vanno a decidere, nel senso in maniera positiva o in maniera negativa. Sì, quello sicuramente. Le partite non si perdono sicuramente magari per 2 episodi. Io reputo i 2 blu da parte nostra abbastanza eccessivi su 2 tuffi. Mi riferivo un po' a quello. Io di questo sinceramente ne ho parlato con l'arbitro, non lo trovo giusto, però ripeto, le partite si vincono su altre situazioni, segnando qualche più gol quando c'è l'occasione e difendendo un po' meglio. Oggi la difesa non mi è piaciuta tantissimo, però vabbè, quelli sono stati 2 episodi, soprattutto nel finale, che ci potevano stare. C'era stato anche il gol del pareggio, forse viziato da un fallo, però ci può stare, sì, insomma. sì, vabbè, quindi ecco, guardiamo altro, guardiamo più gli errori nel primo tempo sull'inizio della partita, dove abbiamo regalato i 3 gol, anche se comunque, ripeto, vabbè, sono regalati perché noi abbiamo sbagliato, ma il Novara comunque è stato bravo a approfittarne, è questo è l'hockey, quindi quando sbagli, se la squadra è più brava ti mette in difficoltà e soprattutto ti colpisce, quindi dai, noi adesso restano 4 partite e ce le giocheremo fino alla fine, dando sempre il massimo, e penso che fino a qua comunque per la squadra abbiamo lavorato bene e soprattutto siamo a una buona posizione, quindi daremo tutto, abbiamo già dato tanto e continueremo a dare il massimo. Mister, grazie mille, ancora tanti complimenti. Grazie a voi, grazie. Grazie mille.